L'obiettivo per gli anti-salviniani è uno solo: battere Alberto Stefani a tutti i costi, anche se significa sacrificare sull'altare del Congresso un nome come quello di Roberto Marcato. È il senso del tentativo di un accordo che, nelle intenzioni di chi sta tessendo la trama, vedrebbe unire l'ala trevigiana a quella padovana del Carroccio per far prevalere come candidato anti-Stefani l'ex sottosegretario Franco Manzato sull'attuale assessore regionale alle attività produttive. Patto necessario raccogliere i voti chiave per sconfiggere il commissario in carica e con lui i salviniani. C'è stato anche un primo incontro tra i due un paio di giorni fa, ma nessuno ha deciso per ora di fare un passo indietro, tantomeno Marcato, da tempo in guerra con i vertici regionali e nazionali della Lega e spesosi molto per una candidatura che fino a poco tempo fa dava per certa e che ora traballa. La sensazione però è che ben prima del voto di Padova del 24 giugno, questa ormai sì una certezza, la sfida per guidare il Carroccio regionale sarà ridotta a due e uno tra Manzato e Marcato dovrà rinunciare. La scelta del primo, Trevigiano di Oderzo, accontenterebbe chi vuole arginare lo strapotere territoriale della Lega Padovana, alla quale appartengono sia Stefani che Marcato, ed è una figura considerata meno divisiva dell'assessore regionale, che però può contare su un seguito importante. A giocare un ruolo decisivo dunque potrebbero essere le indicazioni dei big. Su Manzato premono nomi come quelli di Giampaolo Gobbo, Gianantonio Darè e, si dice, anche il segretario provinciale della Marca, Dimitri Coin. Difficile capire invece la volontà di Luca Zaia che, dicono i rumors in casa Lega, non appoggerebbe Marcato né tantomeno Manzato, mai legato a lui nonostante la provenienza territoriale, e quindi potrebbe anche spostarsi sul salviniano Stefani. Ma non potrà tenersi in equilibrio democristiano a lungo, dice un anonimo del Carroccio critico con il governatore, e almeno stavolta dovrà sporcarsi le mani.